saluto a tutti gli ascoltatori della web e TV Esplora e Ama, benvenuti a questa nuova puntata di A Tu per Tu. Io sono in compagnia del direttore organizzativo della famosissima Carne Armonie, Stefano Gorasso. Buongiorno Stefano. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo alla 35esima edizione, ben 43 concerti di questa meravigliosa rassegna che accompagna tutte le estati in questi ultimi anni. Stefano, 35 edizioni rappresentano una storia importante. Qual è secondo te il segreto che ha permesso Carne Armonie di crescere anno dopo anno, mantenendo sempre un livello artistico elevato, perché parliamo veramente di concerti importanti, di partecipazione, tanta roba? Sì, grazie. Sì, il segreto credo sia quello di aver fatto un lavoro certosino, piano piano, negli anni, perché la rassegna ha avuto una crescita davvero lenta ma costante in tutte queste 35 edizioni. Quindi io ci lavoro ormai da quasi 15 anni e ho visto sempre una crescita, diciamo, da tutti i punti di vista, dalla partecipazione del pubblico, dallo sentire sia del pubblico, delle amministrazioni comunali, ma anche di tutta la gente e di chi ci vive in questi territori. Per cui credo che appunto il segreto sia un lavorare assieme alle persone che vivono anche tutto l'anno queste comunità. Quest'anno è il programma, ma come gli altri anni, ma quest'anno l'ho visto veramente straordinario, ci sono proprio delle chicche molto belle, nomi internazionali, giovani talenti, musicisti del territorio. Non dimentichiamo l'importanza anche del territorio, quindi di valorizzare le nostre peculiarità anche artistiche. Quanto è importante oggi riuscire a far convivere l'eccellenza artistica, la valorizzazione del territorio, ma soprattutto, questo secondo me è un punto molto importante, le nuove generazioni. Esatto, come hai detto bene tu all'inizio, è proprio nel costruire il nostro calendario artistico, noi prendiamo un po' a questi tre spunti, cioè valorizziamo sia produzioni regionali interessanti che ogni anno ci sono e che ci arrivano molte proposte. Abbiamo dei nomi internazionali, ne cito solo uno, dopo la bellissima inaugurazione che abbiamo avuto col trio Smetana il 3 di luglio, avremo il grandissimo violoncellista Ettore Pagano che ha appena vinto un concorso, il Queen Elizabeth, tra i più importanti al mondo, quindi abbiamo avuto la fortuna di intercettarlo prima anche che vincesse questo meraviglioso premio. Ma accanto a questi, una delle nostre, poi diciamo, core business, chiamiamolo così, della Fondazione proprio Luigi Boni è quello di valorizzare le nuove generazioni e i nuovi talenti. E a proposito di questo noi lo facciamo attraverso un percorso che dura quasi tutto l'anno, perché abbiamo un corso di musica da camera tenuto dalla professoressa Federica Repini che inizia addirittura a ottobre-novembre. E mese dopo mese, studiando questi repertori, gli allievi più meritevoli vengono scelti per potersi esibire poi in un contesto prestigioso come quello di Carne Armonie per un primo, diciamo, ingresso nel mondo lavorativo, naturalmente retribuito, perché anche questo ci teniamo, è importante perché è giusto che venga riconosciuto anche il valore di questi giovani artisti. E questo è molto molto importante. Chi non ha mai partecipato a Carne Armonie può fare un pensiero, dice ma sarà la solita rassegna, ce ne sono tante, voglio dire, no? In realtà il festival porta la musica dentro chiese, dentro borghi, montagne, comunità, quel bellissimo fare territorio, scendere nel territorio e confrontarsi tu per tu con il territorio e con le sue persone. Che esperienze vivrà il pubblico quest'estate? Perché vale la pena esserci? Uno potrebbe chiedersi perché Carne Armonie e non qualche altra rassegna, qualche altro concerto. È una domanda la mia provocatoria, non per metterti in competizione con altri, ma perché vorrei che tu riuscissi a tirare fuori proprio la peculiarità. Credo che chi viene a questi concerti viva un momento magico quasi, perché ci si trova, spesso i comuni ci chiedono anche di realizzare alcuni dei concerti in queste piccolissime chiese, in questi borghi veramente sconosciuti ai più, quindi ci si addentra già attraverso la strada alla scoperta di questi territori meravigliosi che sono della nostra montagna friulana, e per poi inserirsi in questo contesto di queste chiesette quasi disperse e in cui ci si sente veramente avvolti dalla musica e dall'esperienza che si può provare quella sera attraverso l'ascolto condiviso, quindi c'è l'artista che si esibisce ma il pubblico è parte veramente integrante
di quella serata, e per poi concludersi, diciamo, a fine concerto con di momenti conviviali dove le persone si scambiano le opinioni davvero in maniera molto, molto empatica, diciamo così. Per cui credo che il segreto di Carne Armonie possa essere questo, cioè vivere un'esperienza musicale di territorio in maniera anche intima e molto sentita. Un bel modo di fare inclusione e di permettere anche questo modo della convivialità alle persone di interagire fra loro, dimenticando un po' anche quella della tecnologia, no? Io concluderei con una domanda, perché è più che altro una curiosità, perché voi siete sempre in fermento, fate sempre cose nuove. Progetti ed eventi in questa nuova rassegna che sono in programma, che hanno qualcosa di particolare? Allora, ci tenevo a citare da quest'anno abbiamo questo progetto, si chiama Notte di Comunità, organizzato assieme all'azienda sanitaria, alla cooperativa Itaca e ai comuni coinvolti. Ne faremo 2, aperti solo agli ospiti di queste comunità che vivono lì in Carnia. Ne faremo uno a Paluzza e uno a Dovaro, a Castello Paluzza, e col trio Zigano, quindi anche quello sarà un bel momento di inclusione per tutte le persone che vivono quotidianamente queste comunità. Oltre a questo, quest'anno abbiamo anche introdotto, per permettere, insomma, alle persone alle volte che fanno un po' fatica a muoversi la sera, per 3 concerti, quelli un po' più lontani, diciamo così, la possibilità di accedervi attraverso dei pullman gratuiti, quindi attraverso una prenotazione la gente può anche partecipare, diciamo, chi non se la sente di guidare anche a certe ore. E oltre a questi, niente, i concerti sono tanti, un po' per tutti i gusti. Noi siamo un festival principalmente di musica classica, ma non solo, facciamo anche musica folk, musica di ricerca, progetti innovativi e di contaminazioni, per cui insomma vi invito ad andare sul sito www.carnearmonie.it a scoprire un po' tutto il calendario e magari a cercare il concerto e il luogo che voi preferite e che volete conoscere. Grazie a Stefano Gorasso, direttore organizzativo di Carne Armonie, grazie di essere stato qui con noi, grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento. Grazie.